Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla Bisogna d'Ascolto per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net. Dunque andiamo a vedere cosa è successo nel primo pomeriggio di oggi. Partiamo con un incidente sulla A4, mezzo pesante in fiamme tra Cessalto e San Donà di Piave in direzione Venezia, finito fuori strada. L'auto articolato trasportava tubi di ferro. Il rogo, provocato dall'uscita del gasolio da uno dei due serbatoi, è stato immediatamente spento dai vigili del fuoco. Non ci sono per fortuna feriti. Per consentire le operazioni di soccorso è stata chiusa la corsia di marcia. I mezzi diretti a Venezia procedevano nel punto in cui è accaduto l'incidente sulla corsia di sorpasso. Sul posto anche il personale di Autovie Venete e mezzi di soccorso meccanico per il recupero dell'auto articolato finito fuori strada. Ancora disagi segnalati lungo l'arteria. E adesso cambiamo completamente argomento, anzi restiamo sugli incidenti perché ci trasferiamo in provincia di Pordenone. Una donna si trova ricoverata in gravi condizioni all'ospedale dopo essere stata investita da un'auto. Il sinistro poco dopo le 17 in via Prata a Tamai di Bruniera nei pressi del cimitero. L'investita si trova in sella alla propria bici, così ci è giunta in redazione quando è venuto l'impatto. Presa in consegna dai sanitari è stata trasferita d'urgenza al nosocomio. Rilievi da parte dei carabinieri della stazione di Fontana Fredda. Sul luogo del sinistro anche una squadra dei vigili del fuoco giunta dal comando di Pordenone. Restiamo in provincia di Pordenone per un'altra operazione, stavolta della polizia locale di Azzano Decimo, che ha posto sotto sequestro un cantiere edile nella frazione di Fagnigola. Il tutto è scattato a seguito della gestione illecita di rifiuti pericolosi, amianto in particolare, trovati all'interno dopo un sopralluogo. In corso le indagini per risalire agli autori. E andiamo a Trieste con l'ultima notizia per segnalare che i vigili del fuoco del comando Giuliano, supportati dai colleghi dei distaccamenti di Muggia e Opicina, hanno spento un rogo che si è sviluppato nei pressi del bivio ad Acca, all'intersezione tra la strada statale 14 e la strada regionale 202 in comune di Basovizza. Circa 5.000 metri quadri di sterpaglia divorata dalle fiamme. Sul posto anche gli agenti del Corpo Forestale regionale. Non ci sono stati disagi comunque alla circolazione. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash. Ulteriori news sul nostro sito friulitv.net. Grazie come sempre per la visione all'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di serata. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.